Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Buon 1° maggio, buona festa del lavoro, buona festa dei lavoratori. Siamo qui anche oggi in diretta per informarvi di quello che succede in Veneto, perché anche nei giorni di festa la nostra informazione non si ferma mai. Abbiamo una lunga carrellata di notizie, informazioni, video e servizi da farvi vedere nella prossima ora, quindi state con noi perché in Veneto ne succedono sempre tante di cose. Cominciamo il nostro percorso dal maltempo, perché ieri pomeriggio si è abbattuto sul Veronese, poi con una striscia che è proseguita anche in alcune zone del Vicentino, un temporale di grande violenza che ha causato molti danni, soprattutto nella zona di Somma Campagna. Allora, abbiamo le immagini che ci hanno fatto avere dalla regione, che grazie alla regia di Fabio Verin possiamo già farvi vedere. Questa che vedete non è neve, è quella particolare forma di grandine che cade al suolo e pur non facendo danni da ammaccatura su auto, vetri o cose insomma che si possono rompere, crea parecchi disagi e crea danni anche all'agricoltura. Vedete, questa è acqua che corre, questo è un video che ci è stato fatto avere, è il momento peggiore della perturbazione di ieri, che dicevamo si è scaricata con grande violenza anche su alcune parti del Vicentino, soprattutto della Pedemontana. Fra poco andremo a vedere anche i dati che arrivano dall'ARPAV per capire effettivamente quanta pioggia è caduta. Qui dovremmo essere nella zona di Somma Campagna, vedete i vigneti semplicemente coperti di grandine. Ricordiamo, quella che si vede non è neve, è grandine, e quindi i danni causati all'agricoltura, anche qui vedete i teli antigrandine qualcosa possono fare, ma quando si scarica un temporale di queste dimensioni, di questa violenza, poi non si può fare niente se non andare alla ricerca di quelli che sono i danni. E a proposito di questo ci è arrivata una nota della regione che dice che il presidente Luca Zaia ha chiesto alla Protezione Civile regionale di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per i danni delle violente grandinate abbattutisi nel comune di Somma Campagna e nelle circostanti campagne. Il presidente firmerà il decreto quanto prima. Per quanto attiene ai gravi danni procurati dal maltempo alle coltivazioni viticole della zona, già nelle prossime ore i tecnici di Avepa saranno sul posto per la delimitazione delle aree e il calcolo dell'entità economica dei danneggiamenti. Arriva quella che dovrebbe essere la bella stagione e i danni tornano puntuali. Ricordiamo che l'anno scorso, da maggio in avanti, con alcune punte impressionanti anche durante la fase estiva, abbiamo assistito a situazioni molto simili: colate di fango, piogge importanti, grandinate, trombe d'aria. Ricordiamo nel Vicentino che cosa è successo l'anno scorso. Poi, a proposito di questo, sappiamo che ad Arzignano devono ancora arrivare i risarcimenti e abbiamo anche un video, un servizio su questo argomento. Torniamo in studio per vedere, sempre in ottica maltempo, una foto che ci hanno girato i nostri amici della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, e mostra una conformazione particolare, una chef cloud molto particolare che si è formata sul Vicentino nel pomeriggio di ieri, poco prima della fase più importante dell'evento atmosferico che ha colpito Veronese, Vicentino e anche l'Alta Padovana. È una foto decisamente impressionante che sta facendo il giro del web. Noi, come sempre, approfittiamo della cortesia degli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa per potervi mostrare anche alcune immagini impressionanti di quello che succede in giro. Torniamo in studio ancora una volta. Ora, dicevamo, tanta cronaca, tante informazioni anche di servizio, perché oggi la giornata sarebbe propizia per muoversi, per fare magari una gita fuori porta. Chi aveva in programma di andare sul Monte Grappa deve fare un po' di attenzione, perché, e vediamo questa foto sempre con la regia di Fabio Verin che ci segue in queste scorribande fra foto, video e servizi del nostro Focus TG. Questa è una foto che riguarda una slavina caduta nelle prime ore di questa mattina sulla strada che porta a Cima Grappa. Non ci sono mezzi coinvolti, non ci sono feriti, però è un'area in cui cade spesso in questo periodo dell'anno, magari un po' prima, perché di solito
a maggio, ai primi di maggio, la situazione è un po' diversa, però qui capita che scenda questa slavina, strada chiusa, non abbiamo notizie della riapertura al momento della strada, quindi chi vuol salire su Cima Grappa deve un po' informarsi prima, magari una telefonata ai rifugi in zona, una telefonata alle strutture presenti in zona potrà sicuramente darvi le informazioni che servono. E a proposito di Cima Grappa vi ricordiamo che il sacrario di Cima Grappa anche in questo fine settimana non è aperto al pubblico perché ci sono problemi legati naturalmente alla normativa anti-Covid che non permette di spostarsi agevolmente, di evitare assembramenti, infatti queste sono immagini di repertorio, ma ci sono anche problemi di restauri, di interventi da fare sul monumento che sono promessi da tempo, dovrebbero essere fatti, pare che ci voglia ancora del tempo, quindi chi va a Cima Grappa sappia che la strada è chiusa e che naturalmente il sacrario non è visitabile, non lo sarà nemmeno per i prossimi tempi. Ci dicono i militari che prestano servizio nella zona sacra che sarà chiuso fino a nuovo ordine, quindi potrebbe volerci del tempo. Allora, abbiamo cominciato così la nostra fascia di formazione. Sappiamo che c'è tantissima gente in giro, tantissimi veneti che si sono mossi approfittando di questa prima parte del 1° maggio che insomma, potrebbe riservare brutte sorprese nel pomeriggio perché tornerà una perturbazione, tornerà a piovere quasi di sicuro nelle prossime ore. Per ora splende il sole con qualche nuvola che si sta spostando sul Veneto, però non ci segnalano ancora precipitazioni. Moltissimi hanno visto questa situazione, hanno detto facciamo un giro con temperature che al momento l'ARPAV ci dice, grazie a questa mappa, essere attorno ai 19-20 gradi, siamo ancora attorno alle 10 questa mattina, i gradi sono sicuramente saliti e vedete benissimo che in quasi tutto il Veneto, una ventina di gradi c'è già. La montagna vicentina, la montagna in generale sta segnando temperature un po' più rigide, quindi è plausibile che fra l'altopiano e i rilievi del Vicentino e la montagna bellunese, ma anche quella veronese con i Lessini, non sia una giornata proprio primaverile ed estiva. Siamo in attesa dei dati dall'ARPAV per capire quanta pioggia è caduta nelle scorse ore, che danni sono stati fatti nel pomeriggio di ieri. Non sono ancora arrivati i dati, probabilmente arriveranno, di solito arrivano nella fascia fra le 12 e le 13, appena arrivano li vediamo assieme per capire. Si parla di accumuli importanti, 60-70 mm al suolo nel pomeriggio di ieri fra Verona e Vicenza. Vedremo se sono confermate queste prime ipotesi. E ancora con la cronaca di oggi, perché naturalmente è bene partire ricordando quelle che sono le situazioni delle ultime ore. Vediamo che c'è stato segnalato dai vigili del fuoco un incidente che è avvenuto ieri sera tardi in A31 Valdastico, tra i caselli di Agugliaro e Albettone in direzione di Vicenza. Vediamo se ci sono altre fotografie, sì, eccole qua, inviate col marchio dei Vigili del Fuoco, per un incidente fra 3 autovetture. Sono 3 le persone ferite. I pompieri sono arrivati sul posto dall'Onigo e hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti erano già stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferiti in ospedale. È stato necessario, vediamo, eccola qui, questa è una foto un po' più complessiva, è stato necessario chiudere il tratto autostradale per il tempo indispensabile al recupero delle auto incidentate, che vediamo erano proprio ferme e distrutte in mezzo alla carreggiata. Sul posto la Polstrada, il personale ausiliario d'autostrada e il soccorso stradale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ancora cronaca, la diamo tutta in apertura in modo tale da essere poi più tranquilli e agevoli nel vedere cosa succede in Veneto, anche perché abbiamo la possibilità di fare un collegamento anche da Bassano per capire una città turistica, una città d'arte come Bassano, come si sta
come si sta muovendo oggi. Allora, c'è stato anche un incendio in via Rodeghieri ad Asiago nel tardo pomeriggio di ieri, poi le informazioni sono arrivate ieri sera, non si capiva bene cosa fosse successo, e c'è stato l'incendio di un annesso di un'abitazione, possiamo vedere sempre le immagini che ci arrivano dai vigili del fuoco, era un garage adibito a laboratorio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, i pompieri erano molto vicini alla zona che si trova a poca distanza dal centro abitato di Asiago e avevano già visto il fumo, hanno iniziato a spegnere le fiamme. Vediamo, questa è una foto dei pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento e è stato necessario, come vedete dalle immagini, anche procedere alla bonifica di 2 tetti che sono stati solo parzialmente interessati dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono di propria natura elettrica, ma fortunatamente nessuno si è fatto male, solo un po' di paura. Il fumo si è visto nella conca asiaghese, moltissimi si sono chiesti che cosa stesse succedendo ed ecco, questa è la risposta. Torniamo ancora in studio e cominciamo a parlare di 1° maggio, perché è stato, in questo caso parliamo della provincia di Padova, ma in realtà sappiamo che questo riguarda quasi tutto il Veneto. È stato un anno decisamente brutto per l'occupazione, con decine di migliaia di posti di lavoro che sono stati persi soprattutto fra i giovani, e questa situazione pare aver interessato in particolar modo le donne. Naturalmente la causa di tutto questo è il Covid e la nostra redazione padovana ne ha parlato con la CGIL. Aldo Marturano, che 1° maggio è questo del 2021? Il secondo anno che conviviamo con questa emergenza sanitaria. Siamo in grado di fare un primo bilancio a partire dalla nostra provincia. I posti di lavoro perduti sono oltre 17.000. Per la prima volta l'occupazione diminuisce in maniera importante ed è inferiore ai 400.000 lavoratori. Ricordiamo che fino al 2018 erano 420.000. I settori più colpiti sono quelli chiaramente della ristorazione, del commercio, del settore alberghiero, dove insiste prevalentemente una manodopera femminile e giovane. Tanti giovani tra i 25 e i 34 anni hanno perso il posto di lavoro e prevalentemente donne. E partiamo da questo punto, diciamo così, più critico. Per fortuna c'è stato il blocco dei licenziamenti, perché le conseguenze avrebbero potuto essere decisamente peggiori. Adesso c'è da trovare soluzioni anche molto rapide per la tenuta dell'occupazione, che vuol dire chiaramente ammortizzatori sociali che sostengano i lavoratori in difficoltà, misure di contrasto alla povertà, ma soprattutto tanti investimenti attraverso anche queste risorse europee, creando davvero tanta occupazione, formando e riqualificando questi lavoratori che rischiano altrimenti di rimanere fuori dal mercato. L'imprenditoria locale padovana cosa può fare per limitare questa emorragia di posti di lavoro? Con l'imprenditoria bisogna che si apra un confronto molto costruttivo. L'errore più grande che si potrebbe fare è che ciascuno pensi per sé. Bisogna fare sistema, bisogna reggere in una fase che sarà sicuramente molto critica, non ricorrendo ai licenziamenti, semmai ricorrendo a tutte quelle misure di sostegno che permettano di mantenere i lavoratori chiaramente al loro posto e di investire per recuperare quelli che nel frattempo invece sono andati perduti. I tempi sono stretti per fare questo, per le persone senza lavoro? I tempi sono assolutamente stretti. Noi ci auguriamo che il blocco dei licenziamenti duri almeno fino alla fine di ottobre. Chiediamo al governo di correre, noi siamo già seduti a quei tavoli, chiaramente per individuare tutte le misure di sostegno necessarie e affrontare questa situazione. Allora, dalle stime sembra che nei primi 3 mesi del 2021 la situazione sia un po' migliorata, ma è ovvio che il 2020 è stato un anno davvero difficile. Si parla di blocco di licenziamenti, richieste che questo blocco, come avete sentito in questa intervista, sia prorogato ancora per molto tempo, ma in generale la politica e le amministrazioni si stanno già
occupando di questa situazione molto grave. C'è da capire che cosa servirà, naturalmente parte di tutti i piani di resistenza, resilienza e di tutto quello che si potrà fare da quel futuro dovranno tenere conto dello stato dell'occupazione in Veneto. Ne parliamo questa sera sul TG Bassano con importanti figure, ne parliamo con la Regione stessa che ci ha dato i dati, ci ha fatto sapere come sta andando, quindi per l'approfondimento su questo tema vi diamo appuntamento al nostro TG di questa sera, ma di lavoro parla anche il Papa con un tweet nel quale dice: Papa Francesco, il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso, fatto uomo, non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo, dice il Papa, San Giuseppe il lavoratore, perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia resti senza lavoro. Insomma, anche il Papa interviene nella festa del 1° maggio con una lettura sempre molto importante. E di festa del 1° maggio, ma soprattutto di ponte del 1° maggio, si sono occupate le amministrazioni di alcune delle città più importanti del Veneto sotto il profilo turistico, ma anche sotto il profilo di quella che è la vita quotidiana dei cittadini, in questo caso padovani e poi vicentini, che vogliono tornare a vivere la loro città, le loro zone preferite, le piazze di Padova, il centro storico di Vicenza. Le amministrazioni si sono impegnate a gestire al meglio tutto quello che può succedere e ad esempio a Padova sappiamo che è stata chiusa l'isola Memmia, ci sono dei divieti di consumazione di bevande all'aperto, ne abbiamo parlato con l'assessore Bonavina. L'isola Memmia però viene modificato l'orario perché sarà interdetta al pubblico dalle 10 della mattina fino alle 22 della sera. Contestualmente ci sarà anche un'ordinanza per il divieto di consumo di bevande e alimenti nelle zone, quelle dell'erba limitrofe all'isola Memmia. Sostanzialmente quelle sono per evitare appunto che ci siano questi assembramenti. Le pattuglie che noi normalmente avevamo all'interno dell'isola Memmia o agli ingressi dell'isola Memmia saranno, diciamo, dislocate lungo tutto l'arco del Prato all'interno del mercato per vigilare bene. Dai sindacati in piazza per il 1° maggio al pellegrinaggio della comunità cingalese a Sant'Antonio e poi il mercato tradizionale. L'afflusso di persone in centro a Padova sarà sorvegliato speciale sabato. Una giornata difficile da gestire ma che prevede un'imponente macchina di controlli, soprattutto in Prato della Valle, dove il comune ha pensato alla doppia ordinanza con chiusura dell'isola Memmia e divieto di consumo di bevande e picnic. Confermato anche il senso unico pedonale su via Roma e Corso Umberto. Le misure saranno in vigore però solo sabato. Per la domenica invece non teniamo le prescrizioni, quindi Prato della Valle sarà aperta, l'isola Memmia sarà aperta, non ci sarà la direzione unica consigliata Prato della Valle centro, questo per capire soprattutto per il futuro qual è la direzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che come al solito ci vuole grande attenzione da parte dei cittadini, grande collaborazione. Ovviamente le amministrazioni pubbliche, le istituzioni possono organizzare, possono gestire la fase preparatoria, la logistica di queste giornate anche un po' complicate, ma senza la collaborazione di tutti noi poi diventa anche un po' difficile portare a termine in modo positivo questi buoni propositi. Questo vale ovviamente, come continuano a ripetere anche il Presidente Zaia e la politica, vale anche per mascherine, igienizzazione delle mani, distanziamenti, attenzione a non formare assembramenti. Siamo in zona gialla, i vaccini, e poi vedremo un po' di dati sui vaccini, stanno correndo moltissimo, ma la situazione è ancora un po' indietro rispetto a quello che si sperava, quindi è un attimo finire di nuovo in zona arancione con un R-Conti che sale e con dei contagi, con la pressione ospedaliera che per il momento è in buona posizione, poi vediamo i dati, ma facilmente può cambiare come abbiamo già visto nelle precedenti ondate, quindi zona gialla, libertà di movimento, ma attenzione in ogni momento. A proposito di questo, vi ricordiamo che sono arrivati alcuni aggiornamenti sul meteo, potrebbe cominciare a piovere in molte zone del Veneto a partire dalle 17-18 di questo pomeriggio, con
forti precipitazioni previste nella serata, quindi i ristoranti sono aperti, meglio su prenotazione, trattorie, bar, si può mangiare all'aperto, lo ricordiamo, moltissimi si sono organizzati con il Plateatico, tanti hanno ricevuto segnalazioni e richieste di annullamento delle prenotazioni quando si è un po' sparsa la voce del maltempo che poteva arrivare oggi in Veneto. Pare che fino a questa sera si possa stare un po' tranquilli, quindi speriamo che questa parentesi di sole abbia portato un po' di ossigeno, di respiro anche a queste attività molto molto importanti. Abbiamo sentito Padova e se Padova piange, tra virgolette, Vicenza non ride, perché l'attenzione è massima anche nel capoluogo berico. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco Francesco Rucco, che è anche presidente della provincia. Weekend di fuoco, anzi weekend esplosivo, visto che a Vicenza è protagonista il Bomba Day del 2 maggio. I negozi e i locali appena riaperti dopo le clausure imposte dal Covid, se rientrano nel raggio di 450 metri dall'ordigno di Contrammuro e Pallamaio, dovranno già riabbassare le serrande. Dalla mattina alle 7 fino al primo pomeriggio il centro storico sarà off limits per l'evacuazione della bomba. Dalle 4 in poi del pomeriggio si potranno riaprire anche le attività, quindi i ristoranti e bar potranno lavorare fino a sera. Un weekend che si apre sabato 1 maggio, festa del lavoro, in cui le attività commerciali di Vicenza hanno già annunciato che resteranno aperte e che continuerà il 2 maggio con il Bomba Day. Ovviamente le chiusure di domenica, legate alle operazioni di disinnesco dell'ordigno, potrebbero portare soprattutto i giovani a trovare altri luoghi di aggregazione, come durante i giorni della zona rossa, quando molti si davano appuntamento nel piazzale della Vittoria di Monteberico. Sulle zone tipo Monteberico stiamo portando controlli mirati da parte delle forze di polizia, in particolare la polizia locale. Ho chiesto di attenzionare quell'area perché più di qualcuno ha approfittato, anche sforando il limite delle 22, per andare a bere o mangiare a Monteberico. Non è possibile farlo, ovviamente, sono aree off limits, soprattutto dalle 22 in poi, quindi faremo dei controlli mirati. Allora, sul Bomba Day avremo poi alcuni servizi preparati dalla nostra redazione vicentina, in cui spieghiamo bene che cosa accadrà. Abbiamo anche sentito le persone interessate dall'evacuazione, le persone che abitano nella zona interessata dalle operazioni di bonifica, che ricordiamo si svolgeranno nella giornata di domani, a partire da domani mattina. Nel telegiornale poi di domani avremo anche la possibilità di farvi vedere in diretta che cosa sta succedendo, quindi nel Focus TG di domani ci sarà un'ampia pagina dedicata al Bomba Day di Vicenza. Però abbiamo chiesto anche ai vicentini che cosa avevano intenzione di fare oggi e domani. Sentite che cosa ci hanno risposto. Che il primo fine settimana fondamentalmente liberi. Ne approfitto per andare a Milano a trovare i miei genitori. Ecco, questo lo faccio subito. Io penso che andremo in montagna, però io sono abbastanza contraria a questa apertura perché temo che, speriamo non succeda niente e quindi cercheremo di uscire il meno possibile. No, niente. Purtroppo lavoro. Sì, lavoro in un negozio di abbigliamento. E infatti il 1 maggio rimangono tutti aperti. Sì, dai, per fortuna, insomma. Quindi sperate che la gente rimanga a casa. Sì, a dire il vero sì, che iniziamo un attimo a ripartire, dai. Stiamo già approfittando di ciò che ci è dato di fare, quindi siamo contenti, tranquilli, facciamo le cose per bene e quindi facciamo. In realtà no, perché ancora non mi sento molto tranquillo, a fare quello che farei normalmente, quindi in realtà... A casa oppure passeggiata in centro? Sì, al massimo quello, esatto. E sono purtroppo motociclista e se mi piove non farò niente e sarò anche abbastanza arrabbiato, questo sicuro, sicuro. E lei? Io invece, sabato sappiamo già che è brutto tempo e anch'io come motociclista invece domenica ci tento la fortuna, la sorte col tempo e vado a farmi un giretto in moto. Qualcuno tenterà la sorte domani, quindi cercheremo di essere utili anche a queste persone che si stanno organizzando per la giornata di domani, per capire che cosa si potrà fare, magari con un po' di consigli sul meteo. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati alla Focus TG, buon 1° maggio, festa dei lavoratori, ne abbiamo parlato già nella prima fase della nostra informazione, una giornata che è soprattutto di riflessione per capire che cosa è successo fin qui dall'inizio dell'emergenza, dell'epidemia di coronavirus, quanti posti di lavoro sono stati persi, quanti se ne stanno recuperando, ma soprattutto di che cosa avrà bisogno il comparto economico produttivo, l'occupazione in Veneto da qui in avanti, con tutti quelli che possono essere da una parte gli aiuti ma anche le politiche sul lavoro messi in campo a tutti i livelli. Una situazione che in un giorno di festa come oggi va comunque guardata con attenzione, perché non è affatto buona. Decine di migliaia di posti di lavoro che sono stati persi, situazioni complicatissime per le aziende venete, crescita complicata e soprattutto tante scelte strategiche che influenzeranno tutto quello che succederà da qui in avanti e sulle quali bisognerà prestare la massima attenzione. Allora, noi continuiamo a parlare però anche di questo giorno che è di festa e nel giorno di festa c'è chi ha deciso di fare comunque qualcosa per la propria comunità. Ad esempio a Massanzago da questa mattina alle 8:30 la comunità, la popolazione si è riunita per ripulire il paese. Un 1° maggio all'insegna dell'ecologia, quello che si sta preparando nel comune di Massanzago. Giovani e giovanissimi muniti di pinze, guanti in lattice, grandi sacchi e pettorine a recuperare rifiuti che saranno smaltiti da ETRA, che fornirà supporto tecnico alla manifestazione, capitanata dal sindaco Stefano Scattolin, a cui parteciperanno anche le associazioni del territorio. L'appuntamento per sabato è alle 8:30 in 3 diversi punti di partenza: Parco di Villa Baglioni, Piazzale della Chiesa di Zeminiana, Piazzale della Chiesa di San Dono. I volontari riceveranno il kit di raccolta e saranno suddivisi in zone per coprire il territorio. Oltre alla raccolta dei rifiuti, gli organizzatori hanno pensato anche all'esecuzione di lavori di manutenzione urbana, ad esempio con la pulizia e ritinteggiatura degli arredi urbani del territorio, grazie all'utilizzo del materiale fornito dal comune. In caso di maltempo l'evento sarà spostato a domenica 2 maggio. E sentiamo anche i ristoratori, una categoria molto colpita durante queste varie fasi dell'emergenza coronavirus, che una sorta di beffa si ritrova anche a dover gestire le aperture con il solo plateatico, con la sola possibilità di dar da mangiare alle persone all'aperto, non potendo utilizzare gli spazi interni. Una situazione che è già stato chiesto di poter cambiare. Poi ricordiamo che il coprifuoco serale non aiuta certo, perché questo vuol dire che fino a una certa ora si può magari mangiare un boccone, poi bisogna correre a casa, e i ristoratori non sono affatto contenti, ovvero sono magari soddisfatti di questa piccola possibilità di riaprire, però vogliono tornare a lavorare come una volta. Noi siamo andati a sentire alcune attività di ristorazione di Bassano. Se la pioggia per molte popolazioni del globo terrestre è una benedizione, ahimè non lo è certo per i ristoratori della nostra penisola, categoria già molto penalizzata in tempo di Covid. Sì alle aperture, ma soltanto all'esterno, se non si possiede un plateatico o il meteo è inclemente. Lo sanno già tutti, l'apertura resta solo sulla carta. Noi dobbiamo ogni mattina incrociare le dita che non piova, e soprattutto che non piova quando c'è il cliente, perché abbiamo questo plateatico, non possiamo coprirlo perché c'è il mercato 2 volte alla settimana. Adesso ne ho 2 prenotazioni, per esempio 2 tavoli da 2. E se piove? E se piove me le incarto, perché non posso certamente far pagare il cliente che fuori magari sta mangiando o che non c'è niente da fare. Fino adesso infatti abbiamo fatto quasi niente. Il tempo ci sta penalizzando in una maniera a dir poco assurda. Speriamo che al più presto cambi la situazione del solo e l'esterno, perché se il meteo continua così, per quanto ci sia
sabato, domenica, anche la festa del 1° maggio, non se ne può fare niente, perché quanto poco anche con gli ombrelloni l'acqua arriva lo stesso. Oggi avevano messo pioggia, adesso sta uscendo il sole, anche questo ci penalizza un po' perché la gente non riesce ad organizzarsi. Il meteo non è a vantaggio nostro sicuramente in questo momento, però noi possiamo sicuramente incidere sul meteo. Sicuramente siamo in una fase difficile, per cui stiamo tentando di ripartire, però tutte le limitazioni che danno il caso non è che sono d'aiuto, per cui sono attività totalmente abbandonate in questo momento, per cui se non arriva la luce futuro è zero, questo futuro è zero, questo settore, se non lo fanno ripartire. È un disastro, non sappiamo neanche come regolarci. La tentazione che ho di andare contro le regole, ma purtroppo non sono in grado di farlo, nel senso che non sono capace di farlo, ecco. E ora cambiamo pagina, poi torneremo a parlare del 1° maggio, però è il caso anche di parlare di quella che è la situazione dell'emergenza coronavirus. Sentiamo che cosa aveva detto il governatore nell'ultima conferenza stampa disponibile proprio sulla situazione che stiamo vivendo. È sicuramente un primato anche a livello nazionale rapportato alla popolazione, ovviamente. Obiettivo raggiunto, quasi 50.000 dosi somministrate in 24 ore in Veneto, a dimostrare come la campagna vaccinale stia accelerando, forte anche delle forniture. 150.000 le dosi di AstraZeneca in arrivo, a cui si aggiungono le 220.000 già a destinazione. Si aspettano 20.000 fiale di Moderna, saranno poi 29.000 le dosi a settimana, 14.000 per Johnson & Johnson e 225.000 Pfizer. Completata l'immunizzazione degli over 80 e con un 70% di ultra settantenni già vaccinati, si punta a completare entro metà maggio la fascia 60-69 anni. Messi in sicurezza gli over 60, cioè coloro che hanno più di 60 anni, diciamo, in linea di principio abbiamo fatto gran parte del lavoro della messa in sicurezza della comunità. E mentre fuori dalla sede della Protezione Civile va in scena la protesta degli studenti, all'interno della sala stampa irrompe nuovamente la polemica legata ai test rapidi. La Presidente della 5ª Commissione Consiliare Brescaccina ha convocato per martedì 4 maggio alle 12 la seduta. All'ordine del giorno l'audizione del Presidente Zaia, che verrà affiancato da una serie di dirigenti e tecnici regionali nel confronto chiesto dalle opposizioni nel corso dell'ultima seduta del Consiglio. A chi chiede al governatore se non sarebbe opportuno che in quella sede sia presente anche il professor Andrea Crisanti, Zaia risponde così. A me è stata chiesta la mia audizione e ho detto io vengo con i tecnici della Regione, punto. Se qualcun altro vuole invitare qualcun altro sono cose che decide la Commissione. Io non mi sono mai opposto a nulla. Cioè, la trasparenza è fondamentale, punto. Dopodiché se l'opposizione presenta istanza per sentire anche il professore contemporaneamente, penso che nessuno neghi la presenza. Andiamo avanti e vediamo come finirà questa storia. Non esiste, aggiunge Zaia, che i miei tecnici, a cui sono attribuite le scelte ora contestate, vengano tacciati da gente che passa per strada. Che vengano tacciati come delle persone talmente disumani e poco attenti che poi queste scelte vanno a dar vita a mortalità. Martedì i tecnici vengono e ci mettono come al solito la faccia e daranno la loro versione. Se poi ancora non sarà chiaro, qualcuno andrà in procura, ci mette la firma e la faccia. A proposito poi di un suo futuro politico, anche alla luce dei dati di alcuni sondaggi che lo vedrebbero davanti al segretario della Lega Salvini in termini di popolarità, la secca replica di Zaia. No, non mi interessa il ruolo di Presidente del Consiglio, di segretario di partito, perché mi stanno solo che creando problemi. Tant'è vero che penso che questa attenzione e queste continue polemiche che ha il Veneto, che non si merita, siano dettate dal fatto che qui c'è qualcuno che gode di grande consenso da parte dei veneti. A quelli preoccupati del mio futuro, state tranquilli. Allora, vedremo che cosa succederà nella settimana prossima anche con la situazione che si è creata in seguito alle polemiche nate nei giorni scorsi su questo delicato argomento. L'assessore Lanzarin, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, ha parlato a margine di tutto questo, di quello che succede nelle scuole, perché è un periodo molto complicato anche per le scuole. Sappiamo che ci sono, non possono essere definiti veri e propri focolai, anche perché il nuovo sistema di gestione dell'emergenza del coronavirus nelle scuole impedisce proprio la nascita di focolai, ma ci sono
piccole evidenze che poi portano a quarantene per o singoli studenti o tutta la classe, e l'assessore Lanzanin ha tracciato un quadro in occasione di questo ponte festivo della situazione scolastica nel Veneto. I primi segnali di piccoli focolai in ambito scolastico si erano avuti nelle singole province. Ora è la Regione a fornire la fotografia generale della situazione dei contagi tra gli studenti con i dati aggiornati al 27 aprile. 1.270 gli eventi attenzionati dai servizi di prevenzione, 1.832 gli studenti positivi e 21.657 quelli in quarantena. 169 e 1.593 invece rispettivamente insegnanti e personale scolastico contagiati e in isolamento. La fascia più colpita è quella della scuola secondaria, scuola primaria e secondaria abbastanza uguale, primaria e secondaria di secondo grado. E a proposito di fasce d'età in cui si registra una maggiore incidenza del contagio, significativi i dati che emergono. Quella che cresce di più è la fascia 0-14. E l'altra, quella tratteggiata, che è quella seconda, insomma per capirci, è la fascia 15-24. La fascia degli over 80 risulta invece la meno colpita, frutto delle vaccinazioni che hanno inizialmente interessato proprio questa popolazione. E sul fronte campagna vaccinale, che vedrà a breve coinvolti anche i farmacisti, si pone ora il problema della tipologia di siero che potranno somministrare, perché abbassandosi l'età da vaccinare si potranno utilizzare solo dosi che prevedono la catena del freddo. Le regioni porranno la questione martedì in Commissione Sanità, mentre anche il commissario Figliuolo starebbe ragionando su una nuova forma di distribuzione alle farmacie. Anche per una distribuzione eventualmente specifica alle farmacie, invece della distribuzione regionale, una distribuzione che parte a livello nazionale, però non si capisce, insomma, è solo si è sentita, insomma, in discorsi che si sono fatti, ma non c'è stato nessun incontro, niente. Ci sono state nei giorni scorsi, nelle ultime settimane, anche varie forme di protesta che vanno dal semplice flash mob, ovvero la presenza magari silenziosa di alcune categorie in luoghi simbolo per far sentire le proprie ragioni in questo periodo di grande difficoltà. Ci sono state anche delle iniziative più incisive, magari più visibili, più vistose. È l'esempio degli spettacoli viaggianti che ieri hanno dato vita a una corteo di protesta creando un problema anche per il traffico. Prato della Fiera, il Luna Park di Treviso si trasforma nel ritrovo della protesta del mondo degli spettacoli viaggianti, giostre, chioschi, fermo da 1 anno e 3 mesi con ristori irrisori. Il 1° luglio è troppo tardi, il coprifuoco dà dei vincoli troppo grandi e i sostegni che sono arrivati sono troppo pochi, purtroppo, perché le nostre attività hanno dei costi di mantenimento molto alti, sono quasi tutte a conduzione familiare e quindi siamo veramente ridotti allo stremo. Se noi montiamo la giostra, se non fanno la sagra, pazienza, ma ci siano il permesso di montare le giostre, almeno quelle. Da qui la decisione di rallentare il traffico tra il trevigiano e il veneziano, viaggiando a passo d'uomo con camion e cartelli per sensibilizzare cittadini e istituzioni. Cercare di farci vedere in maniera che si ricordino che dobbiamo lavorare. Dispiace per la cittadinanza che purtroppo sarà coinvolta nella nostra dimostrazione, però a questo punto dobbiamo anche farci sentire su questo. Prima che il corteo parta arriva Mario Conte in veste di sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. L'impegno che io mi prendo qui oggi è quello di, come ANCI, scrivere anche al governo e scriverò anche ai parlamentari di chiedere di anticipare quello che è la riapertura dei Luna Park e degli spettacoli viaggianti. E dopodiché chiederò ai sindaci, partendo da Treviso, di cominciare a programmare quelle che sono le iniziative legate ai Luna Park. Treviso che farà la propria parte con le fiere di San Luca il prossimo ottobre. Non dureranno 2 ma 3 settimane per ridare ossigeno al settore ed evitare probabilmente serate troppo affollate. Poi il corteo parte lento, sfila davanti alle case. Bravi, hanno ragione, devono lavorare!
Dalla tangenziale raggiunge la Postumia fino a Olmi, poi la Treviso Mare e ancora la tangenziale, obiettivo il Terraglio. Si formano lunghe code, intervengono carabinieri, polizia, vigili urbani, il disagio è evidente, ma altrettanto lo è la solidarietà di chi è al volante e si unisce con un colpo di clacson al grido d'aiuto dell'ennesima categoria che chiede solamente di poter lavorare. Una fra le categorie più colpite, abbiamo sentito che prima i ristoratori, quindi c'è molta strada da fare sul versante del lavoro. Dicevamo, questa festa del 1° maggio deve essere un punto di partenza, non certo un punto di arrivo. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, buon 1° maggio, noi siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo iniziato con la parte della nostra informazione dedicata all'emergenza coronavirus, una fase molto importante dell'emergenza coronavirus nei mesi scorsi, lo ricorderete, è quella legata ai tentativi di far ripartire la scuola con alcune introduzioni che sono sembrate già all'epoca un po' particolari. La prima di tutte è stata quella dei banchi a rotelle. Ne è nata poi una polemica anche furiosa in alcuni momenti che come sempre ha travalicato poi l'ambito scolastico ed è arrivata in ambito politico. Banchi a rotelle che, almeno per quanto riguarda la provincia di Padova, sono stati poi relegati in un magazzino. La situazione è evoluta. Sentite cosa è successo. La provincia non ha speso assolutamente nulla di doppio, non ha fatto spese improprie, ma ha operato seguendo pedissequamente il dettato della norma in materia di forniture per gli enti pubblici. Il presidente della provincia di Padova vuole mettere un punto alla querelle dei banchi con le rotelle acquistati la scorsa estate. Dopo l'intervista che ci ha rilasciato ieri, Fabio Bui ha voluto convocare la stampa a Palazzo Santo Stefano per parlare anche con i dirigenti dell'ente. La documentazione richiesta dalla Corte dei Conti di Venezia è stata spedita e non sono emerse anomalie. E la provincia parla per atti e per comunicati del Presidente, non per altro. La scorsa estate, sentite le scuole, la provincia ha ordinato 956 sedute innovative, così si chiamano quelle che conosciamo come banchi a rotelle. 2 scuole, il Tito Caro di Cittadella e l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Padova, però ci hanno ripensato. Stiamo parlando dell'anno scorso in cui in piena pandemia dovevamo ricalibrare tutta la presenza dei ragazzi nelle aule e quindi capite che qualcosa poi è stato modificato in funzione delle disposizioni ministeriali sulla presenza in aula che cambiavano di giorno in giorno. Oggi abbiamo un consolidamento dei dati e quindi possiamo programmare diversamente da qui a settembre. I banchi in magazzino, quel magazzino che già mesi fa vi abbiamo mostrato, ora sono 345 e verranno dati alle scuole che ne faranno richiesta. Bui quindi vuole mettere fine alle polemiche sorte dalle dichiarazioni che si sono susseguite e rimarca come solo gli atti possano parlare. Le dichiarazioni dei vicepresidenti contano nel momento in cui sono dichiarazioni supportate da atti. E gli atti, i numeri e i decreti soprattutto sono quelli che fa il Presidente. Sappiamo che la situazione dell'emergenza coronavirus sta vivendo un periodo in cui i contagi stanno calando quasi ovunque, invece ci sono alcune località come Castelgomberto nel Vicentino dove la situazione è letteralmente opposta. Cala l'indice di contagi, il famoso R Conti, ma non a Castelgomberto, comune della Valle dell'Agno, che invece sembra ripiombare nell'incubo Covid. Già martedì 27, dopo le prime avvisaglie della settimana prima, il sindaco ha deciso di chiudere tutte le 12 sezioni della scuola secondaria del paese. In soli 10 giorni infatti si è passati da 16 casi di contagio a 51. Un aumento esponenziale che oggi ha fatto prendere al sindaco un'ulteriore decisione ad emanare un'ordinanza onde evitare di finire in lockdown ad una settimana dall'entrata in fascia gialla. Abbiamo quindi deciso per la chiusura dei parchi,
perché evidentemente sono dei luoghi di assembramento e il fatto che i contagiati abbiano un'età piuttosto bassa ci fa pensare che tenerli aperti potrebbe essere una zona di ulteriore rischio. Non solo per quanto riguarda le attività sportive, con l'assessore allo sport Davide Schiavo e le stesse associazioni sportive si è deciso di fermarne l'attività per almeno una decina di giorni. Scelte difficili ma obbligate per evitare il diffondersi ulteriore del contagio. Dispiace senz'altro dover arrivare a certe conclusioni, perché comunque questi provvedimenti vanno a discapito dei ragazzi che svolgono l'attività sportiva, che si ritrovano ai parchi, ma in questo momento, per evitare problematiche maggiori in futuro, forse è meglio resistere ancora una settimana, 10 giorni, fin tanto che non verranno abbattuti il numero di contagi. Da una parte c'è la pressione sulla sanità che sta, come abbiamo detto, scendendo. Ci sono anche situazioni contingenti come quella di Castelgomberto, dove il rischio ha consigliato all'autorità comunale di chiudere, vietare, bloccare. Però sappiamo che invece la campagna vaccinale sta proseguendo in modo decisamente spedito. Ecco i dati che ci sono arrivati dalla Regione, riguardano proprio l'ultima rilevazione regionale, li vediamo sempre grazie alla regia di Fabio Verin. Allora, abbiamo il 23,1% in Veneto della popolazione residente con almeno una dose, che è di 1.125.568 persone, ovvero il 23,1, dicevamo. Popolazione residente con ciclo completo 507.818, vuol dire che il 10% dei veneti è coperto dalle 2 dosi e questo è molto importante. Poi le varie fasce di età. Gli over 80 con almeno una dose sono il 95,5% della popolazione, vedete qui la prima tabella. Poi 70-79 anni con almeno una dose sono il 70%, e anche qui si sta crescendo. Visto che è iniziata solo giovedì, ma sta andando bene anche la percentuale di di veneti fra i 60 e i 69 anni con almeno una dose, 23%. Sappiamo che prima verrà fatta questa fascia, prima si potrà passare alla fascia 50-60, che è anche questa una fascia molto importante. Percentuale di disabili che hanno avuto almeno una dose, 66,8%, e il percentuale di vulnerabili con almeno una dose del 56,1%. Questo forse è un dato sul quale si potrebbe fare un po' di più. Questi sono dati ufficiali che arrivano dalla Regione. Vediamo che nella settimana che si è appena conclusa, ovvero l'ultima colonna di questo grafico in giallo, le cose sono andate abbastanza bene. Sono stati fatti in Veneto 177.000 inoculazioni, nella settimana precedente erano 179.000. Ricordiamo questa tabella che vedete, questa colonna che vedete del 12-18 aprile, quando c'è stata quell'interruzione nella fornitura di dosi che ha creato effettivamente qualche problema. Prima si era attorno ai 180-190.000 e pare che si potrà tornare su questi livelli quanto prima. Questa era la prima tabella importante di giornata. Vediamo, l'altra tabella che vi facciamo vedere. Eccola qua. Allora, 1 maggio, ore 8. Questi sono i dati relativi a questa mattina per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Allora, 21.776 casi positivi in Veneto, con 547 nuove positività riscontrate nelle scorse ore. Il totale dall'inizio dell'emergenza è 412.813 persone positive, mentre i guariti sono 379.687. Eccolo qua il dato, vuol dire che sempre maggiore il numero, sempre più importante il numero di persone che sono negativizzate. Purtroppo sono da segnalare anche 11.350 vittime dall'inizio dell'emergenza. Da questo punto di vista forse c'è una crescita nei nuovi casi, però sta ancora scendendo invece il numero complessivo degli attualmente positivi in Veneto. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è quella relativa alla sanità del Veneto. Vedete tutti gli ospedali con i numeri, con i dati delle persone
positive e ricoverate. Allora sono 1207 le persone ricoverate in Veneto in area non critica, di cui 907 ancora positive. Questo numero è sotto quota 1000 ormai da qualche giorno. Sono 310 invece le persone che sono ancora che si sono negativizzate. 188 le terapie intensive, siamo sotto quota 200, anche qui è importante perché vuol dire che diminuisce la pressione, siamo attorno alle 1400 unità in Veneto. 154 sono ancora positive, 34 si sono negativizzate in terapia intensiva. Le differenze con i giorni scorsi, addirittura 58 pazienti in meno. Questo è un bilancio, vuol dire che tot ingressi, tot dimissioni danno meno 58 ed è molto molto interessante questo dato. Non cambia molto invece la situazione in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, continuano a essercene, continuano a essere segnalati morti a causa di questa epidemia. Ci sono ancora 8 persone che hanno perso la vita. Torniamo in studio, questi erano i dati dell'emergenza coronavirus, però continuano in Veneto quelle che sono le attività sanitarie per portare avanti verso la popolazione al massimo anche quella che è la sanità di tutti i giorni. A San Pietro in Gu, ad esempio, è stato aperto un punto prelievi con servizio infermieristico. Una risposta ai bisogni di carattere assistenziale attraverso un servizio di prossimità che integra a livello locale il servizio di medicina specialistica e il punto prelievi in convenzione con l'ULSS 6 Euganea. In un mondo in cui la digitalizzazione e la pubblica amministrazione spinge verso il mondo digitale, comunque rimane fondamentale pensare a servizi di prossimità per le persone più fragili e in particolare quelli più anziani. È possibile accedere al punto sia prenotando dal link dell'ULSS sia anche telefonando a un numero di telefono che la Fondazione OIC Onlus ha messo a disposizione per i cittadini. Puoi prenotare telefonicamente ogni venerdì dalle 5 alle 6 su questo numero di telefono. Ah, grazie, volentieri. Non è solamente un punto prelievi, come dicevo prima, è un ambulatorio specialistico al momento occupato da un dermatologo e si faranno anche delle medicazioni o dei piccoli interventi infermieristici all'interno dello stesso ambulatorio. Sarà attivo dal 4 maggio presso gli ambulatori comunali di Piazza Prandina 34. Questa era una novità per quanto riguarda l'Alta Padovana, di molte altre novità di quello che è successo oggi in Veneto. Parleremo nei nostri telegiornali di questa sera, telegiornali che ovviamente saranno centrati molto sul 1° maggio, quindi con voci che ci fanno capire che situazione stiamo vivendo dal punto di vista occupazionale. Si parlerà ovviamente anche di emergenza coronavirus perché i vaccini vanno avanti, non si fermano, la campagna vaccinale ormai ha preso slancio e non sembra destinata a rallentare, fermo restando che tutto è basato sulla disponibilità di dosi per il Veneto. Pare comunque che che sia ormai conclamato che le dosi saranno in arrivo per qualche tempo ancora, quindi non dovrebbero esserci problemi. Tutta la cronaca, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, tutto quello di cui vi abbiamo annunciato, lo vediamo stasera nei nostri telegiornali. Ricordiamo, per quanto riguarda il meteo, è previsto un peggioramento in giornata a partire dal tardo pomeriggio, quindi c'è tempo ancora per muoversi in Veneto, per andare a vedere qualche città, per fare magari un giro all'aria aperta, sempre con le precauzioni che riguardano la mascherina, igienizzazione delle mani e attenzione agli assembramenti. Noi siamo in chiusura, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi in questo nostro Focus TG del 1° maggio, vi auguriamo ancora una buona festa dei lavoratori, state con noi.